Una terra che fa rivivere ancora oggi le antiche tradizioni popolari, con le maschere lignee del Rollate di Sappada e con il Matazzine Matazzera delle 4 frazioni di Comelico Superiore. Un comprensorio dove gli amanti della neve possono riscoprire il tradizionale telemark, lo sci di coloro che amano il gesto, o rilassarsi nelle terme di Val Granda, le terme più alte d'Europa. Un territorio dove anche d'estate è possibile riscoprirne la bellezza con il trekking e la mountain bike. Il 20 dicembre del 1974 nacque a Sappada Pietro Piller-Kotrer, un atleta destinato a diventare il primo italiano a vincere, 23 anni dopo, una 50 km a tecnica libera ad Holmenkollen, il tempio mondiale dello sci di fondo in Norvegia. È stato anche campione del mondo nella 15 km tecnica libera a Oberstdorf nel febbraio del 2005. Medaglia d'argento nella 4x10 di Salt Lake City e medaglia d'oro nella 4x10 km alle Olimpiadi di Torino 2006. Come tutti i più grandi campioni, inizia così, per gioco, a praticare lo sci. È cominciata un po' per gioco, come per tutti, qua nel mio paese a Sappada. Era un piacere andare con i propri compagni di scuola anche a sciare, e quindi all'inizio era solo un divertimento, poi un po' alla volta i risultati sono cominciati ad arrivare ed è sempre diventato sempre di più un piacere e sempre di più un impegno, fino poi ad arrivare ai risultati importanti. Ringraziamo i genitori che, vedendolo un po' spericolato, decisero di fargli cambiare tipo di sci. Se non fossi diventato un campione dello sci di fondo, magari lo sarei diventato della sci da discesa, cosa che facevo prima di fare fondo, però forse un po' troppo spericolato. ai miei genitori non piaceva questa cosa, hanno preferito orientarmi verso lo sci di fondo, più tranquillo, e forse devo ringraziare loro per questa scelta oculata. Sci che gli permisero di andare incontro a bellissime ed emozionanti vittorie, tra tutte quella che gli valse l'oro a Torino. In assoluto, ovviamente, la medaglia d'oro di Torino nel 2006, perché è oro e perché è olimpico. Non ha un valore in più rispetto a tutte le altre. Comunque importanti, la prima perché è la prima vittoria, l'ultima perché è l'ultima, quella che è stata conquistata da solo individualmente ha un valore particolare, quindi se devo dire una, ovviamente l'oro olimpico, però hanno tutte un valore importantissimo. Nemmeno Pietro ha sentito il peso di quelle che si pensano essere le rinunce che un atleta di alto livello deve fare. All'inizio è stato ma neanche forse un peso. La mia fortuna, lo dico adesso, ma lo dicevo già quando non avevo forse 20 anni, è che ho sempre fatto e sto facendo quello che mi piace fare. Quindi andare agli allenamenti o andare fuori di casa, rinunciare ai fine settimana, non è stato un grosso problema, perché poi mi ritrovavo in un ambiente che mi piaceva e i tempi e i modi per fare la festa ci sono stati e ci saranno sempre, quindi non la vivo come un grossissimo sacrificio. Ma la lontananza dalla famiglia, quella sì, quella pesa molto. Soprattutto quando sono arrivati i miei 2 figli, che adesso hanno 5 e 2 anni, stare lontano da loro per 1, 2 e spesso 3 settimane diventava pesante. Non magari sentirli nemmeno per telefono, perché a loro non andava, che è l'unico contatto per me per stare vicino a loro. La cosa ha pesato. Pesa a me, però so che pesa moltissimo anche a loro. Ma per tutti il sostegno della squadra, dei colleghi e del proprio team.
diventa fondamentale e importantissimo. Noi diciamo sempre questo, che è la nostra seconda famiglia, perché passiamo metà dell'anno a casa e l'altra metà tra di noi, e quindi come in ogni famiglia si va d'accordo, se c'è qualcosa da dire si dice, ci si scorna e dopo si ritorna come prima, e forse questa è la componente più importante, il segreto di un gruppo affiatato. E quando sei in gara, l'emozione che senti di dare è indescrivibile. L'emozione più grande, io ti dico che l'ho provata, forse neanche dopo una vittoria, durante una gara che poi non ho vinto, ma nella quale sono riuscito, e lo vedevo, a dare delle emozioni ai miei tifosi che credo fossero state indescrivibili, e quindi a me piace ricordare questo episodio come emozione più grande, non dopo una vittoria, ma essere riuscito a dare delle emozioni grandi a me stesso, vedendo loro emozionati senza una vittoria. Ma sono emozioni che non puoi provare con scorciatoie, perché lo sport è una scuola di vita. È uno sport di fatica, però una cosa che io ho imparato da questo sport, e dico che è una scuola di vita, è che per ottenere qualcosa bisogna dare qualcosa, e quindi se uno si avvicina a questo sport e lo capisce veramente, magari non è indispensabile che diventi un campione, però quando poi si ritroverà nella vita di tutti i giorni avrà capito che per ottenere qualcosa bisogna dare, e non prendere le scorciatoie e non truffare gli altri, quindi la reputo una grandissima scuola di vita. Questi sono i campioni e questa è la loro terra.